motosega, ce l'ha sempre con me, mi taglia sempre, inquadra da qua in su e basta. Ok, ci siamo. Andrea, organizzatore, macchina organizzatrice, tutto a posto. Tra un po' si aprono le griglie di partenza di questa tua bella gara. Siamo pronti? Noi siamo pronti, qua i ciclisti sono veramente pronti, sono carichi. Siamo ormai negli ultimi minuti prima della partenza della gara. Direi che ci abbiamo lavorato dietro tantissimo questa primavera, quest'estate, perché il percorso qua ha subito molti danni dai maltempi di quest'estate. Ci sono state tantissime piante cadute e abbiamo dovuto lavorare tanto di motosega, tanto di piccone, però siamo riusciti a riaprire un percorso che è fondamentalmente come l'anno scorso, un percorso che era molto piaciuto alla gente, e quindi ci abbiamo lavorato, ci abbiamo dato il cuore, perché è questo che si dà, gli organizzatori delle gare danno il cuore per far divertire i ciclisti. Dopotutto siamo tutti ciclisti, anche noi, e andiamo poi a fare le gare che organizzano per divertirsi. Quindi direi che il percorso è in ottime condizioni, abbiamo una giornata che al momento è coperta ma calda perché si sta benone, quindi i ragazzi non subiranno il sole che c'era ieri sudavano tantissimo mentre provavano il percorso. Aspettiamo giusto le 10 per partire, direi. Quindi ci siamo, a pochi istanti ed sarà il via di questa vostra gara. Che quanto ci mettete ad organizzarla? Quanto tempo, a parte quest'anno che avete dovuto sistemare il tracciato, quanti mesi prima avete iniziato a sistemare tutto? Beh, di solito si comincia 3 mesi prima tranquillamente. I permessi, vabbè, lasciamo perdere quelli, si comincia già anno per anno, un anno prima, ma sotto proprio il cuore dell'organizzazione ci vuole 3 mesetti per trovarsi, organizzarsi, creare tutto quello che è la partenza, la logistica, e poi il percorso piano piano viene mantenuto, sempre pulito, anche perché, diciamolo, siamo ciclisti anche noi, vogliamo divertirci anche noi sul nostro percorso. Visto che tu non fai la gara, durante l'anno ti diverti però su questo tuo percorso. Esattamente. Ti dirò che quest'anno l'ho provato solo correndo, cioè potrei diventare un podista sul mio percorso di gara. Ormai. Potresti cambiare sport. Potrei cambiare sport sul mio percorso di gara. Sul tuo percorso. Attenzione, il suo percorso di gara, perché lo senti praticamente tu. Sì, allora diciamo Croce Verde Orzi Nuovi, perché siamo la Croce Verde Orzi Nuovi, altrimenti tutti i miei colleghi, perché siamo comunque più di 10 persone che si mettono e danno l'anima per fare questo percorso, per organizzare questa gara, più tutte le persone che vengono oggi, c'hai una cinquantina di persone che girano come organizzazione gara, però il cuore, diciamo, siamo 10 persone, e vorrei ricordare che quindi è la Croce Verde di Orzi Nuovi che organizza questa gara. Perfetto, grazie Andrea. Grazie a te. Se non l'avessi sentito, ti amo, amore! ce l'abbiamo per MTB Channel, com'è? Vai Teo, sei forte. E? Squadra 5 Team, Leo sei il migliore con la L. In bicicletta sei forte, fai vedere chi sei! E allora, non solo Leo, ma tutta la squadra, lei vedi che ha allargato...
Dai. Dai. Io canto, io te le ultime, Daniele Del Panno lo ha fatto passando la Macedonia in questo momento. Vedete che si è allungata molto la carovana di questa avventura. Francia Corpoglio Cup.
Come lo fai così? Creato dopo 3 giri di gara. Cristian Chiodi, allora, che gara è stata per te? È la mia prima gara in mountain bike, perché di solito non la faccio mai e mi sono divertito perché è veloce, però è abbastanza tecnica e serve. Nicola Mazzucconi, allora, per te quasi 2 ore di gara come sono state? Sono state belle, tranne l'ultimo giro che sono andato in crisi nera e basta. Non riuscivo più a pedalare. Bisogna nutrirsi per quando ci sono queste distanze? Nutrirsi e partire piano, cosa che non ho fatto. Beh, l'esperienza ne hai bisogno di acquisire? Eh sì, 20 anni, sono solo 10 anni che corro, per cui sono abituato a fare le gare in salita così, qua nei piattoni non sono le mie gare, diciamo. Che gara è stata? Pronti via e subito a manetta? Subito, sì, la gara è bella, impegnativa, con parecchio single track, è che ho fatto anche una caduta un po' brusca che sono dovuto rimanere indietro, poi per il resto la gara spettacolare, non si può dire niente della gara. Tracciato, com'è stato? Ben fatto il tracciato, anche come protezione civile messa a posto giusto, scorrevole, bello scorrevole comunque, anche come organizzazione. I tuoi prossimi impegni quali saranno? Sarà adesso non mi ricordo bene di preciso, però è sempre un piattone giù nel Cremonese. Francesco Bonzanini, allora, è finita? Finita, gara bellissima, percorso bello come sempre, gran bel percorso, bella gara. Pronti via? Si va a 1000. Si va a 1000, è durissima perché niente, non puoi mai perdere la pedalata, se no ti passano via. Però un gran bel percorso divertente in mezzo a questi single track che hanno pulito benissimo, hanno tagliato tutti gli alberi che erano venuti giù con il brutto tempo delle settimane precedenti. Bello come sempre, bella gara. La parte più difficile del tracciato? La parte più difficile è il boschetto, perché non è difficile tecnicamente, ma è difficile, diciamo, da tenere la scia a fare veloce. Bello comunque, bel percorso. Laura Cereda, allora, si è sfinita? Sfinita, sì, è importante averla terminata, percorso bellissimo, divertente, purtroppo non ne ho. Le tue ambizioni prima della partenza quali erano? Terminarla. Così ci sei riuscita? Assolutamente. Ci siamo, è finita la gara, abbiamo
Volevo dire due protagonisti, ma né l'assessore né l'organizzatore della gara hanno corso. Assessore, a lei la parola innanzitutto, bella gara sul suo territorio. Grazie mille. Se c'è un protagonista sono i ragazzi che hanno organizzato questa manifestazione che tutti gli anni riesce a rinvigorire e dar vigore a quello che è questo piccolo borgo di Orzi Nuovi. Loro sono importanti, senza di loro sicuramente questa gara così bella e così partecipata non potrebbe essere svolta. Quindi secondo me il giusto protagonista è Andrea con i suoi ragazzi che danno modo a questo comune di avere una manifestazione importante a livello dilettantistico come questa. Quindi secondo me è giusto che parli Andrea. Beh, io cosa posso aggiungere? Grazie a Fausto che ha fatto da speaker e ha raccontato questa gara. Ho visto un arrivo bellissimo, 3 persone, il nostro Fabio, perché ormai è nostro, è sempre qua. Luca Bonaiti, Antonio suo papà, e Tacchinardi che se la sono giocata fino all'ultimo e sono arrivati veramente con pochissimi metri uno dall'altro. È stata bella, si sono divertiti, mi hanno fatto i complimenti, il percorso gli è piaciuto tantissimo, sa ovviamente come sempre ringraziato il tempo. I 200 erotti ciclisti sul percorso sono andati via tutti lisci, non si è fatto male nessuno, direi che quindi è stata un'ottima giornata. Si stanno tutti divertendo, stanno bevendo della gran birra, mangiando i panini, stanno festeggiando con la pizza, insomma siamo pronti, loro sono lì, noi siamo pronti a fare le premiazioni e si passa adesso a quello che è l'epilogo di questa gara, ovvero la festa finale. Il famoso terzo tempo che si usa in queste gare, cioè divertirsi correndo, ma divertirsi anche dopo tutti insieme, e qui l'ospitalità sia dei ragazzi ma anche del comune che è stata fantastica. Sì, effettivamente noi speriamo di riuscire a organizzare più di questa manifestazione e di ospitarvi sempre tutti gli anni. Se Andrea e i suoi ragazzi ci daranno una mano penso che potremo. Quest'anno mi hanno detto che le iscrizioni sono state numerose e questo per il nostro paese e per la nostra città è un pregio, nel senso un vanto. Speriamo l'anno prossimo di riuscire a migliorare ancora. Quindi un valore aggiunto per l'anno prossimo. Quest'anno avete dovuto un po' faticare voi per sistemare il tracciato. L'anno prossimo ci auguriamo di no, ma alla fine magari miglioriamo o potenziamo il terzo tempo, che è sempre quello più atteso da tutti. Assolutamente, beh, diciamo che abbiamo già un ristoro che è fornitissimo. Potremmo mettere lo Spiedo che sarà invece il protagonista della Urci 6 ore, la prossima gara che facciamo qua a Barco di Orzi Nuovi sabato 5 ottobre. Le iscrizioni sono ancora aperte se posso ricordarlo. Però vorrei anche ricordare giustamente, visto che questa Urci XC è gara del Franciacorta Oglio Cup, settimana prossima ci sarà la gara Cignone Parco Oglio Nord Classic, recupero della gara sfortunata, ha avuto prima i temporali come noi, poi la pioggia, cioè i temporali che hanno abbattuto tantissimi alberi, poi la pioggia e finalmente settimana prossima si correrà a Cignone per quella che è la sesta tappa del Franciacorta Oglio Cup. 3 volti sorridenti, ovviamente ci sta, voi avete vinto, terzo podio. Com'è andata la gara? Ti hanno sfilato negli ultimi metri? Diciamo che è andata bene e poi nel finale ne avevano di più e mi sono staccato gli ultimi metri. Quindi ne avevano proprio di più questi due ragazzacci? Sì, avevano un'altra marcia. Quindi è andata bene così, tu dici? Sì, io sono contentissimo di far terzo con loro, per me è come una vittoria. È come una vittoria, quindi passiamo al secondo classificato, giusto? Si sono messi apposta come sul podio precisi, perché almeno così capisco come erano le posizioni. Secondo classificato, a te proprio pochissimi metri alla fine. Dai, è andata bene anche oggi, subito dopo il lancio siamo riusciti a scappare via noi 3, abbiamo sempre collaborato fino alla fine, siamo arrivati tutti in volata, buon secondo posto. Fabio ha sempre fretta di andare a casa a mangiare le polpette della moglie e non va mai piano, non ci posso fare niente io. Qui parlavano di birra che scorreva a fiumi soprattutto ai primi arrivati che avevano il posto davanti a tutti, quindi magari... Ma qua nella zona della Bassa Bresciana con la birra sono molto abbondanti, ecco, questo bisogna riconoscerlo. Ma un atleta, Luca, beve birra oppure no? Deve berla, birra dicono che sia meglio dei sali per reintegrare, dopo una sudorazione molto abbondante, ecco. Attenzione, ha detto per reintegrare, quindi prima bisogna fare la gara e soprattutto bisogna vincerla, come hai fatto tu. Sì, siamo andati via, come ha detto Luca, in 3,
Poi loro ho avuto la fortuna di essere con 2 corridori molto forti, anche amici, quindi abbiamo collaborato di comune accordo fino all'arrivo e ce la siamo giocata qui in volata. Quanto conta l'amicizia in una gara di questo genere? L'amicizia è importante perché comunque c'è rispetto dell'avversario, cioè alla fine ognuno fa il suo meglio per vincere, però esiste il rispetto e quando si influa con dei ragazzi che sono anche amici giù dalla bici, cioè si collabora, si va tutta, poi può andare bene uno all'altro. Comunque La tua impressione sul tracciato come l'hai trovato? qui è sempre organizzata bene, è un percorso veloce, però c'è sempre da spingere, non c'è un attimo di recupero. Comunque sono bravi a organizzare, percorso pulito e ben fettucciato. Allora, come va il Brescia quest'anno, visto che hai la maglietta in tema? Speriamo bene, adesso sono in Serie A, speriamo che ci restino almeno. No, vabbè, siete partiti bene. Sì, speriamo che continuino però. Come te praticamente, facciano la tua fine, numero 1. Sì, però loro prendono uno stipendio migliore del mio. Parliamone, apriamo un divario su questa cosa, ma immagino che facciano orecchia sorda le rondinelle. A me rimane la maglietta. A te rimane la maglietta, al vero? Sì, basta. Ecco, e hai tifato per loro in questa gara. Ci proviamo. Grazie. A voi. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base all'antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Ethics Sport, sempre un passo avanti.